Gli austriaci sono abituati a combattere con noi e con noi se la giocano alla pari. Ma nel dicembre, sul Monte Tomba, gli austriaci si trovano di fronte ai francesi e i francesi li fanno a pezzi. Dunque, l'aiuto degli inglesi e dei francesi è una cosa consistente, significativa, e dà una mano al nostro esercito che si sta in realtà rimettendo in piedi. Gli sbandati ammassati in enormi campi di concentramento pian piano vengono rimessi in riga, riprendono il fucile, vengono distribuiti ai reparti e i reparti vanno in linea e combattono. Dopodiché, naturalmente, nella nostra storiografia si è sempre molto insistito sul fatto che dopo il disastro di Caporetto abbiamo imparato qualcosa. È cambiato il comando, è cambiato lo stile di comando. Cadorna è andato via, adesso c'è Diaz. E se voi andate a vedere nella divulgazione, nella manualistica, si